Grazie ai precedenti relatori e grazie soprattutto a voi che siete intervenuti. Allora, questa non è una settimana a caso e non è una settimana a caso di un anno che non è un anno qualunque. Cosa è successo questa settimana? Facciamo un riassunto perché forse non tutti l'hanno percepito. Una forza che viene dal basso, di persone per bene, che vivono del proprio lavoro, persone che hanno una grande passione, grandi ideali, che hanno grandi valori nella propria vita e che non si fanno una ragione della situazione che viviamo, di gravissima ingiustizia, di gravissimo degrado morale, di gravissima crisi socio-economica che non ci meritiamo. Queste persone dal basso, con grande determinazione, grande lucidità, grande lungimiranza, hanno dettato l'agenda della Regione Veneto, pur non essendo presenti nel Consiglio regionale del Veneto. Questa è una cosa che non è assolutamente banale. È una cosa che si verifica rarissime volte nella storia. L'agenda delle cose da fare, delle cose che poi hanno un impatto sulla vita di tutti noi, di solito viene decisa all'interno delle assemblee elettive. Come ha detto benissimo sia Gianluca Panto sia Davide Cozzobon, le nostre assemblee elettive in questo momento sono incapaci di decidere. E allora è intervenuto un insieme di persone che dal basso, e facendo un'assunzione di responsabilità, sono riuscite a dettare l'agenda delle cose da fare. Ecco perché da 10 giorni a questa parte i giornali parlano di referendum per l'indipendenza del Veneto. Non è un caso, non cade dall'alto, non è che un giorno le persone che siedono in consiglio regionale, che sia il presidente della giunta, che sia il presidente del consiglio regionale, si sono svegliati e hanno detto: aspetta, cosa c'è che può risolvere la grave situazione in cui versano i veneti? Cosa c'è che può dare la speranza ai giovani che in mente hanno solo il desiderio di emigrare? Cosa c'è che può ridare dignità ai nostri anziani, che non riescono neanche più a sopravvivere, sono sotto la soglia di povertà? Cos'è che può ridare speranza alle donne e agli uomini del Veneto che continuano ad impegnarsi come facevano qualche anno fa, ma non riescono più ad arrivare a fine mese e molti di loro hanno anche perso il lavoro? Cosa c'è che può risolvere questa gravissima situazione? Non l'hanno mica detto loro, siamo stati noi ad imporglielo e gliel'abbiamo imposto con decine di migliaia di firme di cittadini veneti che hanno dato un mandato preciso al Consiglio regionale del Veneto affinché indicesse un referendum per l'indipendenza del Veneto. E badate, se qualcuno può spegnere il telefono che suona, e badate bene che quel parere legale, quella foglia di fico attraverso cui una qualche decina, un manipolo, una sessantina di ignavi si nasconde un consulto legale che tra l'altro vede divisi gli uffici legali della stessa Regione Veneto, non li assolve dalla loro responsabilità politica, come ha ben sottolineato prima, citando un altro passaggio politico importantissimo di questi giorni, addirittura il Presidente della Commissione Europea, José Barroso, quando gli ha detto: attenzione, che quando gli Stati al proprio interno vedono dei popoli, dei territori che vanno ad ottenere, a reclamare,
a rendere una cosa di fatto la propria indipendenza, a riacquistare la propria sovranità, attenzione che questi processi vengono regolati dalla legge, dal diritto internazionale, dall'international law, per dirlo in inglese. Ed è per questo che oggi il nostro segretario, Lodovico Pizzati, è andato a scrivere proprio a José Barroso, e la RAI ne ha dato notizia, non so chi di voi ha visto i telegiornali, presentando un dossier giuridico di 120 pagine in cui andiamo a spiegare per filo e per segno concetti, badate bene, che sono nei nostri codici da decine di anni, da quasi 50 anni. Leggi che quegli ignavi che siedono nel Consiglio regionale e che stiamo mettendo sotto scacco fanno finta di non sapere o ignorano. Ma noi non ci fermiamo qui, perché a questi signori che si rifugiano dietro una foglia di fico di un consulto legale, magari suggerito, non daremo tregua. Così come non gli abbiamo dato tregua con decine di migliaia di cittadini che con noi, assieme a noi, ci hanno permesso di fare un'azione determinata, forte e veloce. Perché queste firme le abbiamo raccolte da gennaio a marzo, ad aprile, e a maggio le abbiamo portate. E a giugno, visto che diciamo che il presidente della giunta regionale tergiversava, abbiamo cominciato un'altra azione. Abbiamo cominciato a far firmare ai cittadini delle lettere direttamente ai consiglieri regionali del loro collegio, e centinaia, migliaia di lettere sono arrivate a questi signori che prendono decine di migliaia di euro al mese sottratti dai nostri soldi, dal nostro sudore, dal frutto del nostro lavoro, per poi fare gli ignavi. Non gli abbiamo dato tregua e non gli daremo tregua adesso, perché parte un'altra ondata di lettere che i cittadini hanno iniziato a firmare e che faranno un'altra pressione verso questi signori, nostri rappresentanti che non stanno facendo il loro dovere, un'altra pressione in cui gli andremo a dire: cari signori, questa è la situazione di fatto da un punto di vista giuridico. L'autodeterminazione dei popoli è un diritto precostituzionale. Pensiamo addirittura che la stessa Costituzione fa un passo indietro di fronte all'autodeterminazione dei popoli, perché se è vero che esiste l'articolo 5 dietro a cui si rifugiano gli ignavi che siedono in Consiglio regionale del Veneto, è altrettanto vero che sempre nei principi fondanti della Costituzione l'articolo 10 dice bene che l'ordinamento dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, a maggior ragione quelle che hanno visto la firma e la sottoscrizione dello stesso Stato italiano ormai da 30-40 anni. Allora, capiamo bene che non è frutto del caso quello che sta avvenendo, e non sarà frutto del caso quello che sta per avvenire, che è tremendo per questi ignavi, ma è il minimo che ci meritiamo, perché tutto questo è frutto di un gruppo di persone estremamente preparate, estremamente determinate, che si muovono per passione e per ideale e che non rinunciano a portare quella dignità su un territorio, ricordiamoci, che non è nostro così com'è, ce l'hanno lasciato i nostri avi, ce l'hanno lasciato i nostri avi, che pure ci hanno dato la memoria di una storia gloriosa che nessun altro popolo del mondo può vantare.
perché nessun altro popolo, come il popolo veneto, può vantare un'istituzione statuale che è durata indipendente e ininterrottamente per più di 1100 anni. Le civiltà sono durate 1000. Ma nessuno Stato, pur cambiando notevolmente i confini del proprio territorio, è durato per più di 1100 anni. E allora noi veneti, che pure discendiamo da questi albi, oggi come possiamo accettare di essere trattati in questo modo? Io non lo accetto. E sapete perché non lo accetto? Sapete perché ho cominciato a muovermi, a capire insieme a molti altri? Ma perché se voi prendete un'auto e prendete il casello qui da Treviso Sud o Treviso Nord, dove volete, e fate 2 ore di strada, voi vedete un'altra realtà. Se andate in Austria o in Slovenia, la Slovenia che esce da un regime come quello comunista e che in 20 anni ci sta facendo vedere i sorci verdi, ma se andate in Austria, andate in Svizzera, ma vi pare giusto che lì le cose funzionino in un altro modo? Ma forse gli austriaci o gli sloveni o gli svizzeri hanno 4 braccia, hanno 4 gambe, hanno 3 teste? No. Forse è vero proprio il contrario. Forse fino ad oggi noi ci siamo illusi di essere così bravi da riuscire a tenere in piedi questa baracca. Allora si è aperta una grande opportunità. Perché oggi, che siamo consapevoli che anche lavorando 15, 16, 18 ore al giorno, ininterrottamente, non facendo ferie, non avendo più alcuna possibilità di fare nulla, al di là che dell'essere schiavi e del vederci derubare del frutto del nostro lavoro, neanche questo basta più a tenere in piedi questa bagnarola di Stato marcio e fallito. E allora non abbiamo più scuse per prenderci in mano il nostro destino, assumerci le nostre responsabilità e fare un atto di dignità, il minimo che possiamo fare. Ecco cos'è indipendenza veneta. Ecco perché noi agiamo secondo la legge, perché non abbiamo paura di fronteggiare uno Stato che della legalità se ne è sempre fatto un baffo. Ma guardateli, dal primo all'ultimo, vivono di corruzione, vivono di imbrogli, vivono di sotterfugi, vivono di referendum che non accettano e non vanno, anche quando il popolo li vota in un certo modo, loro poi fanno una legge che va a contraddire quello che il popolo ha deciso. Abbiamo forse paura? No. Con gli imbroglioni, con i truffatori, come quelli che tengono in piedi questo Stato, la prima, la più temibile delle armi è la legge. Ed è proprio per questo che noi, con l'uso della legge e con la costruzione del consenso intorno al nostro progetto politico di indipendenza veneta, gli stiamo dando scatto mano. Quello che chiediamo a tutti i veneti è di aiutarci, perché più siamo e prima facciamo, e guardate che faremo in brevissimo tempo ad ottenere la nostra completa indipendenza veneta. Grazie.